noi saremo sempre amici. Quando il buon padre fu colpito dall'ultima malattia, il giovane Luigi Orione fu uno dei 12 che offersero la propria vita al Signore per prolungare l'esistenza del santo, sottoscrivendo in un foglio questa commovente implorazione. O Gesù sacramentato, Maria ausiliatrice dei cristiani, San Francesco di Sales, nostro patrono, i poveri sottoscritti, al fine di ottenere la conservazione del loro amatissimo padre superiore Don Bosco, offrono in cambio la propria vita. Vi supplichiamo, degnatevi di gradire l'offerta e di esaudirci. Il foglio fu collocato sull'altare di Sant'Anna, nella chiesa di Maria Ausiliatrice, mentre Don Berto, segretario del santo, celebrava la messa per quella intenzione, servito da Luigi Orione. Il Signore non accolse l'eroica offerta per dare alla Chiesa un altro apostolo, ai poveri un altro padre. Ma il giovinetto predestinato sentì la benedizione di Don Bosco appena morto il santo. Luigi Orione era giunto all'oratorio nell'ottobre del 1886. Proveniva dal seminario francescano di Voghera, dal quale era uscito dopo una forte polmonite. Era figlio di un povero selciatore di strada. Luigino rimase incantato di Don Bosco. Quando raramente ormai scendeva in cortile, Luigino gli correva incontro. La prima volta Don Bosco gli sorrise e gli chiese: «Dimmi su, com'è la luna al tuo paese? È più grossa che a Torino?» Orione ride, estasiato, e Don Bosco gli sfiora il capo con la mano. «Sei proprio un anfiafilo che... sei un bel sempliciotto». Un complimento che il ragazzo gradì un mondo, tanto più che Don Bosco, congedandosi, gli disse: «Guarda, che noi saremo sempre amici». Per essere amico di Don Bosco, Luigino voleva anzitutto confessarsi da lui, fargli una confessione generale di tutta la vita. Fece un accurato esame di coscienza, consultò alcuni formulari, si accusò di tutto, tranne che di aver ammazzato. «Questo no», scrisse. Riempì 3 quaderni e poi anche lui si accodò alla porta di Don Bosco, tra i ragazzi che attendevano di confessarsi. Quando fu il suo turno, Don Bosco lo guardò sorridendo. «Dammi i tuoi peccati». Il ragazzo tirò fuori il primo quadernetto. Don Bosco lo prese tra le dita e lo stracciò. «Dammi gli altri». Anche gli altri quaderni fecero la stessa fine. Orione osservava sconcertato. «E ora la confessione è fatta», disse Don Bosco. «Non pensare mai più a quello che hai scritto». E gli sorrise. Orione non dimenticò mai più quel sorriso.